Imprenditrice, buongiorno. Oggi ti voglio spiegare come poter registrarti nel circuito Imprenditrici Venete. Imprenditrici Venete è un circuito online che offre la possibilità a tutte le partite IVA femminili del Veneto di iscriversi gratuitamente nel nostro portale. Per che cosa? Per farvi pubblicità, per farvi una vetrina personalizzata appunto nel nostro sito e per mettervi in comunicazione con tutte le imprenditrici venete, ma soprattutto con il pubblico, con i clienti che andranno a guardare il sito e andranno a scegliere voi per acquistare servizi e prodotti. Allora, andiamo subito al nostro sito, così vi condivido lo schermo e vedete come si fa ad iscrivere la propria attività. Vediamo un attimo se me lo fa in tempo celere, che così vi spiego. Eccolo qua, credo che adesso voi lo possiate vedere. Questo è il nostro sito www.imprenditricivenete.it e potete inserire, qui in alto c'è un bannerino rosso dove vi è scritto inserisci la tua azienda, ok? Allora cliccate in questo bannerino e vi vengono fuori due opzioni. Entra nel circuito Imprenditrici Venete. Gratis per sempre, quindi scegliete la sezione gratis. Se volete soltanto la vetrina base, vi spiego, potete entrare nel circuito online nel nostro sito, potrete fare rete con l'imprenditoria femminile e potrete essere visualizzate in mappa con la vostra vetrina. Se invece decidete di avere molto di più e date una mano anche a noi, perché siamo autofinanziate, sono le partite IVA del Veneto che si sono autofinanziate per questo progetto, potete donare una donazione di 50 euro soltanto una volta e non avrete soltanto la vetrina nel nostro portale, nel nostro portale come nel primo caso, ma avrete anche la possibilità di avere una scheda nell'applicazione, nell'app Imprenditrici Venete. Ok, un'app che voi potete scaricare tranquillamente dal vostro telefonino e potete vedere di che cosa si tratta e in questo caso, poi andrete a leggervi nello specifico, avrete sia la scheda della vostra attività o dei vostri servizi nel nostro sito, sia avrete la scheda della vostra attività o del vostro servizio nella nostra applicazione Imprenditrici Venete e questo con una donazione, ripeto, donazione di 50 euro solo una volta. Perché ripeto donazione? Perché questo non è il costo di un'app per avere un'app per sempre e per farsi pubblicità. È davvero un contributo che noi chiediamo per sostenere le spese di manutenzione per i nostri portali. Quindi è una donazione davvero, è un aiuto che voi fate ad Imprenditrici Venete e anche a voi stesse. Ok, allora nel momento in cui facciamo un esempio, entriamo nel primo, nel momento in cui si entra gratis e si sceglie questa opzione, si andranno a compilare i dati, nome, cognome, inserisci la tua mail e password. Naturalmente questo serve perché poi quando avrete finito la vostra scheda potrete entrare sopra, e poi vi faccio vedere, nella vostra mini scheda potrete entrare successivamente e cambiare le fotografie, insomma mettere delle fotografie, cambiare il testo e correggere quello che magari potete aver sbagliato. Quindi andiamo avanti. Vi vengono chiesti tutti i dati della vostra attività, quindi il nome dell'attività, che categoria è la vostra attività, se volete una seconda categoria potete metterla, il vostro indirizzo, la partita IVA, andiamo avanti, il numero di telefono, il sito web, se avete un sito mettete il vostro sito web, Facebook, Instagram, YouTube, se avete dei video da caricare. Vi faccio un esempio, nel caso Facebook, per esempio, non dovete scrivere il nome della vostra attività, ma dovete ricavare il link che c'è scritto sopra qui nel sito, HTTP del vostro sito internet e ritagliarlo qui. Se non siete molto tecnologiche, chiedete a qualcuno che vi darà sicuramente una mano, volentieri.
Poi c'è la descrizione della tua attività imprenditoriale, quindi andrete a descrivere che cosa fate. Mi raccomando, la descrizione deve essere certosina, in modo che il cliente e anche le altre imprenditrici possano sapere di che cosa state parlando e nello specifico che cosa fate. Caricate una fotografia in questo caso, che è la fotografia principale della vostra scheda, quindi soltanto una, ma successivamente poi ne potrete caricare altre. Intanto andiamo avanti perché in pochissimo tempo abbiamo fatto la scheda, che naturalmente io adesso non ho compilato, ma è stata una simulazione a prova per farvi capire che è molto semplice iscriversi al nostro portale. Nel momento in cui avete dato l'avvio, qui vi viene scritto: ok, i tuoi dati sono al momento in attesa di approvazione dai nostri tecnici, circa un'ora e poi sarete online. Bene, torniamo un attimo indietro per farvi vedere. A questo punto avete creato la vostra scheda che andrà messa online. Nel momento in cui viene approvata, vi faccio vedere come sono le schede di Imprenditrici Venete nel sito. Allora, questa è la bellissima mappa di Imprenditrici Venete e questi cuoricini siete tutte voi e siete tantissime, circa 1 migliaio. Allora, i cuoricini rossi sono le imprenditrici che hanno la vetrina online e anche la vetrina nella nostra applicazione Imprenditrici Venete, quindi sono le imprenditrici che hanno fatto una donazione una volta sola, una tantum, ad Imprenditrici Venete di 50 euro per sostenere il progetto, mentre le altre imprenditrici che voi vedete in chiaro sono le imprenditrici che hanno la scheda soltanto nel nostro sito. Io vi invito veramente a darci una mano perché questo progetto è nato l'anno scorso, precisamente un anno fa a oggi, era il 3 maggio, ok, manca poco, e ci siamo messi insieme in poche imprenditrici, una trentina di imprenditrici, e in qualche mese siamo diventate migliaia. Naturalmente non tutte hanno avuto la possibilità di darci una mano, ma tantissime hanno potuto fare qualcosa per noi, ok? Parlo perché sono parte in causa. E la cosa importante da dire è che questo progetto non è finanziato da nessuno, ok? Non abbiamo avuto soldini da nessuno, ma i soldini ce li siamo, diciamo, raccattati attraverso una raccolta fonda online che abbiamo fatto appunto l'anno scorso. E il progetto è andato avanti, siamo riusciti a fare un bellissimo sito internet, siamo riusciti a fare un'applicazione che potete scaricarvi, si chiama App Imprenditrici Venete, ma tutto questo deve continuare ad essere finanziato da noi, altrimenti non andiamo avanti. Quindi io spero che voi siate sensibili, e lo sarete sicuramente, a questo progetto, perché ne va della visibilità di tutte le nostre partite IVA nel territorio. Quindi questa donazione di 50 euro la potete fare in qualsiasi momento, anche dal sito, nella tendina in alto, cliccate donazione e potete portare avanti assieme a tutte noi questo progetto che ha bisogno di crescere. Contiamo che siamo 1 migliaio adesso all'interno dei nostri portali, ma potremmo essere molti di più perché in Veneto le partite IVA femminili sono più di 90.000, quindi di lavoro ce n'è da fare e contiamo sul vostro aiuto. Allora, queste tre sono le attività più votate, vedete ci sono le stelline, ok? Sono le attività che hanno fatto come voi la scheda per essere online, quindi se non l'avete fatta fate come prima e fatela subito. E sono state le attività che hanno avuto più recensioni, perché poi vi farò vedere, potrete anche fare le recensioni alle vostre amiche all'interno, imprenditrici venete che conoscete e avete acquistato qualcosa da loro o avete avuto un servizio, oppure anche i clienti, i vostri clienti possono entrare nel sito, cliccare la vostra scheda e farvi una recensione, in modo che possiate comparire nelle prime 3 postazioni del sito. Bene, allora,
Un'altra cosa che vorrei farvi notare è che tutte le schede, tutte le vetrine che hanno il cuoricino, vedete questo piccolo cuoricino qua sotto, sono le vetrine che hanno anche l'applicazione, quindi oltre ad essere, c'è anche scritto, attività in evidenza dalla nostra app, oltre ad essere qui nel sito sono anche nell'applicazione Imprenditrici Venete, quindi compaiono in tutte e due le parti, in modo che possiate trovarle sia se entrate nel nostro sito, ma potrete trovarle anche direttamente sul telefonino. Vi faccio un esempio: siete, non lo so, a Padova, ok? Guardate dove volete andare a mangiare, cliccate sull'app, guardate ristorazione Padova e vi verranno fuori le imprenditrici che faranno ristorazione a Padova, quindi potrete guardare se offrono degli sconti, chi sono, e dove sono posizionate, e addirittura dall'app potrete anche mandare un appuntamento, prenotare il vostro tavolo, ok? Che andrà direttamente, scusate, all'imprenditrice che vedrà e vi prenoterà il tavolo. E questo lo potete fare per le scarpe, per i vestiti, per una commercialista, per un avvocato, per una freelance, per tutte le imprenditrici. Quindi avrete questi due mezzi: computer online da Google, anche guardare nel telefonino, oppure direttamente dall'applicazione. Bene, allora, queste vi dicevo sono tutte le imprenditrici che sono nel sito e anche nell'app, mentre queste senza cuoricino sono tutte le attività presenti soltanto nel sito, ok? Allora, e poi scorrete sotto, ce ne sono tantissime, siamo un migliaio come prima vi dicevo, ma siamo ancora poche, dobbiamo andare avanti. Qui potete cercare chi volete, ok? Vi faccio un esempio, cerchiamo, vediamo Bettina Minaldo, vi faccio un esempio, mettiamo tutte le categorie perché adesso non ricordo di dov'è, cerchiamo e non viene fuori niente. Probabilmente ho cercato io qualcosa di sbagliato. Allora, mettiamo una cosa così, mettiamo Treviso, mettiamo che andiamo in cerca di food and drink, togliamo il nome perché altrimenti fa confusione, probabilmente era memorizzato in un'altra parte, cerchiamo ed andiamo a vedere i food and drink, eccoli qua, in effetti prima ho sbagliato io, andiamo a vedere i food and drink nella provincia di Treviso, quindi troviamo salumificio, troviamo cialde di caffè, troviamo l'enoteca, troviamo il bistrò, troviamo Riosteria Salerosa, la pasticceria, insomma, e poi andiamo avanti perché di schede ne abbiamo altre. Bene, allora, tornando indietro, vi faccio vedere finalmente la scheda che vi compare quando avete fatto avete compilato la vostra attività e noi abbiamo approvato. Eccola qui, vi faccio vedere una scheda in questo caso che è in evidenza, ristorante La Pescaccia, eccolo qui. Allora, avete caricato la vostra foto, come vi avevo detto, ok? Quindi si vedrà esattamente così. Si vedrà la vostra fotografia con la vostra posizione su Google Maps. In questo caso ci sono 5 recensioni più 9 che vengono prese anche da Google, quindi non soltanto nel nostro sito, ma viene fatto un accumulo delle vostre recensioni in totale. In questo caso l'attività in questione, ristorante alla Pescaccia, è anche nell'applicazione Imprenditrici Venete. Qui viene spiegato: il ristorante è nato nel 1970, immerso nel palco del Po, menù alla carta, pesce fresco, braci, eccetera, eccetera. Vedete questo piccolo loghetto? Disponibile uno sconto del 10%. Allora, questo loghetto è uno sconto che l'imprenditrice in questo caso ha fatto dalla nostra applicazione. Allora, se avete scelto anche l'applicazione, quindi la donazione di 50 euro, potrete fare degli sconti. Gli sconti che fate nell'applicazione sono visibili anche qui.
Ok? Quindi quando vedranno la vostra scheda sapranno che se vengono a mangiare, se vanno a mangiare dalla pescaccia, ok? Se chi vi vede vorrà andare a mangiare dalla pescaccia, saprà che avrà uno sconto di 10 euro. Andiamo a vedere di che cosa si tratta, ok? Lo sconto di 10 euro, facciamo un esempio, e dice: lo sconto di 10 euro della pescaccia è cena o pranzo di pesce alla carta per 2 persone, quindi non male, ok? Bene, torniamo un attimo indietro, ok, vedi gli sconti, eccetera, eccetera. Ok, vediamo gli sconti. Bene, torniamo indietro e oltre agli sconti, ecco qui in questo caso potete contattare l'attività se avete voglia di chiedere qualcosa oppure di fare una prenotazione. Quindi nome, email, il tuo messaggio, controllo spam naturalmente, inviate e arriverà una mail direttamente all'imprenditrice in questione. Poi andiamo avanti, le recensioni. Ecco, questa attività ha delle recensioni. Vediamo un attimo, la consiglio, la chef Alice è veramente bravo, ho mangiato con il mio compagno una grigliata di pesce freschissimo, era buona, eccetera, eccetera, ho bevuto berlucchi, così, perfetto, poi c'è Giorgia, poi c'è Luigi, insomma, persone che hanno già mangiato alla pescaccia, hanno fatto delle recensioni ed hanno permesso a questa scheda di arrivare tra i primi posti nel sito davanti dove vi ho fatto vedere prima. Ok? In questo caso, quando voi avete la scheda, potete farvi, allegarvi, scusate, altre fotografie. In questo caso la pescaccia ha allegato le fotografie dei propri piatti, come potete vedere. Potete allegare 16 fotografie, quindi in questo caso guardate che bella vetrina di fotografie che è stata allegata qui. Potete dare la possibilità al vostro cliente di vedere, perché mangiare sì, ma si mangia anche con gli occhi, di vedere che cosa fate nello specifico. In questo caso io ci vado subito alla pescaccia, ok? Ok, allora in questo caso la pescaccia ha allegato la pagina Facebook che andiamo a cliccare, andiamo a vedere. Questo l'avete fatto nella scheda la prima volta, poi viene tutto in automatico. Ok, andiamo a vedere. Questo è il link che ha rimandato alla pagina della pescaccia, quindi chi vi vuole vedere dal sito può anche andare a vedere, la vostra pagina Facebook. Bene, torniamo un attimo indietro, vediamo se vi ho fatto vedere tutto. Credo di sì, questa è la bella vetrina che viene fuori quando vi iscrivete gratuitamente o con l'app. Ricordatevi che con l'app avete la possibilità di farvi anche gli sconti che vengono segnalati anche qui, invece con la scheda normale no. Questo perché favoriamo naturalmente le persone che hanno creduto nel nostro progetto e ci danno questo piccolo feed per andare avanti. Ok? E qui vedo che c'è anche la scheda Instagram e insomma è completo. Se poi avete anche dei video YouTube, comparirà un altro cuoricino con YouTube e rimanderà ai vostri video. Quindi è importante che facciate la scheda bene, 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 bene. Allora, nel momento in cui avete fatto la scheda e volete entrare per correggere qualcosa, andate qui su Accedi, avrete messo naturalmente la vostra password e la vostra password e la vostra mail, qui è già registrato, ciao Alice che è la pescaccia, io adesso non posso entrare naturalmente perché non è il mio account, ciao Alice questa è la tua area riservata, quindi vedi scheda attività e vedete tutto quello che avete scritto, modifica scheda attività, aggiungi foto alla galleria, allora qui potete aggiungere fino a 16 foto, però vanno aggiunte una alla volta, ogni volta la caricate, date l'ok, ok, faccio un esempio, vediamo se me la apre, eccola qua, ristorante La Pescaccia, il nome della tua attività, non modificabile, se dovete modificare
I testi dovete mandare una mail a info@imprenditricevenete.com, comunque c'è scritto sotto, e però potete assolutamente caricare le fotografie, quindi scegliete file, caricate la fotografia che vi interessa, date l'ok, vi verrà mandato un cuoricino per scritto che la foto è andata, è inoltrata, e poi rifate sempre questa operazione per 16 volte in modo che possiate avere una vetrina bella, bella con tutte le fotografie. Insomma, è molto importante che chi vi vede veda una vetrina piena. Benissimo, allora io credo di avervi spiegato le cose principali per entrare nella nostra scheda gratuitamente o con la donazione, che comunque credetemi è gratuita lo stesso, perché è veramente un contributo piccolissimo che chiediamo soltanto una volta, e potete avere veramente la possibilità di essere visibili nei vostri social naturalmente, ma anche nel nostro portale, perché il nostro portale darà tutti i collegamenti alle vostre pagine, ai vostri social e al vostro sito. Allora io vi ringrazio per adesso, farò altri video per darvi altre spiegazioni. Intanto mi raccomando, parlate con tutte le partite IVA femminili che conoscete e diteli di entrare nel nostro sito, diteli di fare la propria scheda per essere visibili, in modo che possiamo essere tante, perché se siamo tante, molte persone verranno nel nostro sito a vedere e ad acquistare da noi con gli sconti, con i servizi, con tutto quello che offriamo. Allora io intanto interrompo la condivisione, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima spiegazione dal portale Imprenditrici Venete. Grazie!